Bene, oggi che è il 22 di marzo, partiamo da quello che viene dopo il modello di Barnes-Stalker, e cioè i mercati. Dentro i mercati noi troviamo in generale una bella schiaccianoci. No, perché, ok, oppure ti metti lì. Dai. All'interno dei mercati noi troviamo il cosiddetto ambiente economico con il mercato degli input. Il mercato degli input considera le porzioni dell'ambiente transazionale o generale dove l'organizzazione prende tutte le risorse che servono per operare, incentivare, se volete, le persone a comportarsi come vogliamo noi, perché le persone, essendo interessate all'impiego che si fa delle proprie competenze, possono essere più o meno motivate ad agire. È chiaro? I sindacati o le associazioni datoriali, la Confindustria, gli artigiani. Dopo John Woodward, Thompson, tecnologie intermediarie, seriali e intensive. È un insieme di azioni compiute su un soggetto con o senza l'ausilio di strumenti al fine di ottenere una trasformazione dell'oggetto stesso. Tecnologia, intendo questa cosa qui. Secondo Perrov, la tecnologia dipende. Dai, bello, basta. Fai pure, no, dai, scusate. Non c'è verso. Non c'è verso. E come si dice, non c'è verso, appunto, non c'è verso e quindi finiamo giovedì, ok? Finiamo giovedì, questa cosa qui. La finiamo giovedì, però vi anticipo sta tirando tutti. Vi anticipo è come dire, sono 6 occhiali o 7 occhiali, 6 occhiali con gradazioni diverse. Ok? Mercoledì noi passiamo attraverso dai, bello, attraverso l'intervento della stop. Ci vediamo mercoledì con Carla Palù e con lei cominceremo, almeno saluto, Rivaldo. Ciao ragazzi! Eccola. Ci vediamo mercoledì, ok? Mercoledì vado in dipartimento però, perché a casa non resto. Dai, ci vediamo. Ci vediamo, ragazzi. Sei sciocco. Non sono sciocco. Sì, invece.